Un passo alla volta il bacino del Vanoi si avvicina alla realizzazione. L'invaso, del quale si parla da decenni e se ne è parlato molto a vuoto anche di recente, è al centro di un'improvvisa accelerazione arrivata nelle ultime settimane. A gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'appalto per la progettazione e gli studi preliminari per la creazione della celebre Banca dell'Acqua, che potrebbe rivelarsi decisiva nei periodi di siccità che interessano anche l'area gestita dal Consorzio di Bonifica Brenta. Ed è proprio il Consorzio Brenta che qualche giorno fa ha incontrato i sindaci del territorio per fare il punto della situazione sugli invasi e sulla devastante crisi idrica che sta colpendo il Veneto. Nella sede consortile di Cittadella, la consulta dei primi cittadini è stata informata delle novità sul Vanoi dal presidente dell'istituzione Enzo Sonza. E qui è arrivata la grande novità. Il progetto definitivo del bacino del Vanoi è stato recentemente finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole nell'ambito del bando di selezione della progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale. Una notizia che tanti aspettavano da tempo, dato che gli stessi sindaci si erano espressi positivamente sul progetto solo a ottobre. Un gran bel passo in avanti nello stallo in cui le richieste di Sonza e del Consorzio Brenta cadevano sistematicamente nel vuoto. Ora resta da capire come proseguirà l'iter e quali saranno i tempi per la creazione del bacino, perché il cambiamento climatico e la siccità non aspettano certo la burocrazia degli uomini. L'unica certezza è il richiamo che i cittadini fanno alle autorità. Si lavori tutti assieme per portare a casa questo storico risultato.